come i titoli americani. Dopo una roba... E mamme, tanto tutti quanti diremo una, fino alla contraria, cioè siamo nati da qualche che magari era persa, mi dispiace, ma è a mamma se che ha roba, non si può dire neanche che ha persona, perché è se che ha roba che ti rompe i maroni quando che ti si piccolo. No questo, no quello, t'attento a, non sta andare quello a, fermo, cosa ha fatto? E ti vieni su, tu sei tutto compresso, c'è una voglia di esplodere che ti fai i mani dopo. Ma forza, finché ti tira in rio, ti tiri avanti, prima o poi si rompe tutto e te corri, te fai male. Però questa è una roba che qualsiasi mamma non si esime dal fare. Questa è raccomandazione. E mamme fa raccomandazione gratuitamente a qualsiasi ora, come che fosse quando che gara piove poi funghi. Serve, poi ore serve. E quindi mi ho raccolto delle raccomandazioni varie che fai mamme, ma letteralmente inutili, si può dire, che non serve a niente. Noi siamo tante, siamo 72, quindi... E era un fiato, credi che avevo raccolte più di 1000, quindi 72 è un estratto più che degno, ma è poche in fondo. E ho raccolte divise in 3 categorie. E la prima categoria è raccomandazione di tipo vario, la seconda categoria è il magnare, dove che ora è ponta P e il Deo P del resto, e il terzo è la poesia personale, ma andiamo con ordine. E la prima, raccomandazione di tipo vario: torna presto e corri piano. Non si può. Se ti vuoi tornare presto, bisogna che ti corri forte. Non c'è niente da fare. E ora parti prima. Sì, ma va bene, siamo a perdere, mamma. Oh. Con te gavare fiori te capire. Cosa? Manca il complemento oggetto. Te capirei più avanti. Mia tua età non mi so mai annoiato. A tua età avevo usato un lavoro per conto mio. Mamma, ho 8 anni, importa, gotta capresto mi. A tua età saltavo i fossi per lungo. Come no? Qua aperta, ragazzi. Andiamo a fare il bauco. Cos'è così che devo insegnare? Cosa ti insegni in scuola? Allora, cosa vuoi ascoltare? Ti vuoi ascoltare quelli che insegni in scuola? Perché tutto santi si confonde dopo. Continuerei militare te vedere. Se non te studi te mando a sciaresare il bieto. Che dopo a fine, quando era ora del bieto, ti toccava lo stesso, quindi è uguale. Ma maestra, non te che mia da niente da fare per casa. Che è la famosa frase schifosa che ti dicevi, cosa ha fatto? Solo quello a te da fare e non ti pare abbastanza? Vabbè. Se te che mai per non andare a scuola, te che mai anche per non andare fuori a giocare. I ricatti piccoli e sottili che cominci a fare con le crisi. Va fuori a giocare, che è una bella giornata. Bevi che te che sei, mangia che te che fame, vai a letto che te che sono, lavate che te si ondo. E ora sa sempre a tua condizione prima di te. Non c'è niente da fare, non te scampi. Piano. Guarda che non è sempre domenica. Avuto fame a diventare matta. Pensi che mi fabbrica schede di notte? Famosa, pensi che questo sia un albergo? Rispondami che te parlo. Te parli sempre ti, mamma. Inutile che te rispondi. Cosa ho avuto? Un polmone? Sì, se te me lo dai così te parli metà magari. Quello che non te mi disi, vengo sapere lo stesso. Che sta a posizione. Sare che a porta si donato in barca. Non sta a sbattere a porta. Ma se sono nato in barca. Sbassa la televisione che se caldo. Adesso ammetto al minimo, vediamo se fa 20 gradi. Non sta a usare che tono con mica da capio. Nota che mia niente è meglio da fare che cincionare con i videogiochi a 30 anni. E là, ha ragione. Non sta a me domandare perché, è risposta se no.
E basta. Non senza spiegazione, senza niente. Ghetto amorosetta. Quanto fastidiosa sia sta domanda. A uno che ha 12-13 anni. Ghetto amorosetta? Ma fatti i casi tu. Ghetto amorosetta. Con chi vetto via? Amorosetta. Ara non sta a farti insemenire. Se ti dice buttati in canale, ti buttito. La masa? Se ho fatto il dispetto di. Chi che mi ha gadito? Sto mare. Chi che mi ha gadito? Mi ha gadito un osetto. Sei amica del Piero e io sai che parla. E dopo attacca quelle minacce. E mamme se è unica che si autorizzata a fare minacce qui di morte. Ma senza dite da copo. Gaffioli signore. La famiglia completa. Va via di casa mi, vediamo come che te fai. Brutta Boggia che si traumatizza. Vara che domani vado a parlare con i professori. Fermi tutti. Vara che ti porto in coelho. Se non te fai il buon te fa sopportare via dei singani. Questa è brutta oltre che razzista. Quindi non stai mai a dire queste frasi qua ai vostri bocce, mi raccomando. Spaccarte a testa sarebbe un minuto. Guardando Guaman così. E io sa che può essere vero, quindi sta buono. Non sta a rispondere in rio che con una tavanea ti attacca al muro. E passa e via del fatto, E ha veduto questa? E adesso sorella questa. Te dago 2 volte finché diventa dispare. E sei terribile. Quando sei piccolo, perché hai paura di certe robe. Non te devi smettere. Te tiro pugni sulla testa finché non si tocca le ricce. Si tu non confessate. Finché te si qua, te fai come che dico mi. Domanda sempre per piacere. Mi te ho messo al mondo e mi te cavo. Non sta a fare che venga a conto fia il 3. Vara che c'amo topare. E pa finire che a mona è tomare che possa dire a me. E prima o poi ti scampa, ma te sai che ti si dice. E ora passiamo a un'altra categoria fettente che è quella del mangiare. Ora sappiamo che le mamme generalmente mette anima e cuore quando che va a fare a pranzo e cena. Ma se che sei un giorno dove che non ti a toccare quello che ha fatto, sei a domenica. Infatti, appena che te vieni su da letto tardi ovviamente, quando ti siamo finiti grandetto perché sennò quando si boccia e ti spedisce messa prima. Di solito, mi no, per fortuna, li andavo spontaneamente prima che mettesse su dal letto. Tu pare, ti ciapa in parte, no? E ti dice, shh, tasi, mangia tutto e digli che è buon per la spegnata tutta la mattina. Io, che se sa passare a trincea, sa che fine che ti fai, quindi ti avverte prima che ti entri in cucina. Ma come che ti entri in cucina a tomare, ti ciapa, fa qualcosa, pareggia la toia e gratta il formaio. Non ti da stare con le mani neanche la domenica, perché da fare sempre qualcosa. E dopo attacca. Ma te, fai robe, mi non so a tua cameriera. Tira sul brodo dal piatto in parte che è il più freddo. Tira sul brodo e non sta a fare. Ma se io tiro su dal piatto in parte, come fai a non fare? È impossibile. E è il gusto proprio di mangiare il brodo. Come fai a dire che non ti piace se non te lo sai? E qua hai ragione. Te che da aspettare 3 ore per fare il bagno, quando avete sì in vacanza, ti presente 3 ore. Dunque, ti te mangi quando che sei un botto e mezzo e 2 ti si in vacanza mangi tardi, no? Ti aspetti 3 ore e sei 5. Hai 5 ti dai il paninco a cioccolata, devi aspettare un'altra 3 ore e sei 8 e te vai a casa. E tu il bagno non te lo fai mai. E acqua se massa fredda così occhio il bagno così. Ed è finito. E poi tomare ha ragione, ha sempre ragione. E qua attacca con i ricatti a nuovo. Se non te mangi tutto non te davo il gelato alla fine. E ti, de 100 erbe non te che ne mangi una. Fatte una bistecchetta voltai dirà. Te vedo paido, sito anemico.
te vedo su de corda, ma magnito, te vedo agità, ma tu de corpo. Io come il dottore, pensa sempre non te caghi. Non sta a mangiare potacci, magna tutto che a roba costa schei. Magna un pomo che a cioccolata brucia il culo. Magna i spinaci chi ha il ferro. Che poi non so neanche vero, e fraghe che ha 6 volte più ferro di spinaci, tanto per dire. Magna che te ne 20 grandi. Allora, guarda. 1,60 gaiardi proprio. Non sta a parlare con te magni, così non ti puoi neanche rispondere in io. No, è il massimo. Non ha se crua e ha se carne bianca. Non se grasso, è il se nervetto. E quando ti si boccia, ti dà che bistecche strangose, piene da nervi, e tu come mangiare per forza, ci là che ti masti come americana. Cosa hai detto? Non se grasso, è il se nervetto. Nervetto, si pare copertoni. E qua, quando ti si più grandi, per finire, te spusi da vin, cosa hai detto bevuto? Cedrata. E quando che te, se domenica, te sai che negli anni 80, 70 e anche 90 ormai, ti faceva, durante i giornali, ti faceva sempre vedere i putei del Biafra. E Tomar diceva, pensa, magna e pensa che in Africa i putei muore di fame. E mi sono io su pensando, ma se mi mangio tutto, i putei non muore più di fame. E bisogna sempre stare in dubbio. Ma mi sa che avevo torto. E passiamo a una categoria molto peso, che seguirà per finire, poesia personale. E mamme che ti che te vai via netto. Ma non perché ti si netto, perché e che ti hanno fare brutta figura ora. Perché è se soffiare a Marisa era come che va in giro. No? Pa' altro. Ma perché se soffiare a Marisa fa brutta figura a Marisa? Ah, questa uno non ha mai con nessuno. Non sta a macciare da erba che non vieni via. E la poesia personale comporta anche dei comportamenti, tipo non sta a incrociare gli occhi che ti resti così per sempre. Non sta a cavarti le brose che ti fai infezione. Come fai a stare su sto onto? Non sta a metterti i denti sul naso, non sta a tirare su pieta il naso. Te che trova i denti, te che trova gli occhi, te che metà la camera. Pensi tu che se ne dà la sua? Te che petanà? Dove devi tornare a petanà così? Sugati i capelli che ti ciappi in coera. Tagliati i capelli che ti fai a fano. Adesso, voglio dire, ma ho sempre avuto i capelli così, non ho mai fatto a fano a nessuno. Tagliati i capelli che hai peotico a patente. Devi parlare su esoica per percorso molto lungo. Fate a barba che ti pari un pegri. E per finire, cambiate le mutande che se ti fai un incidente. Grazie.